Avete sorriso, esultato, avete gridato. Benvenuti al canale del calcio, benvenuti a tutti. Il Gran Canale del Calcio Sardo 2023 è andato di scena lo scorso venerdì 7 luglio all'Horse Country Resort di Arborea, una grande festa che ha chiuso la lunga stagione del Comitato Regionale. Con i saluti e i ringraziamenti il Presidente del Comitato Regionale Sardegna e Vicepresidente nazionale LND Gianni Cadoni ha aperto la cerimonia condotta dai giornalisti Mariangela Lampis e Enrico Piria, a cui erano presenti diverse personalità del mondo delle istituzioni, della politica e naturalmente del mondo che ruota intorno alla LND. Sorrisi, emozioni, consegna delle targhe e le classiche foto di rito in evidenza le squadre vincitrici dei campionati LND, evidenziate dalle slide dedicate alla società nel LED sul palco. Numerose le coppe e tanti premi consegnati alle società vincenti i campionati e le coppe regionali della stagione sportiva 2023-2024, compresa la Coppa Disciplina. Quest'ultima per il Presidente Cadoni di fondamentale importanza, non meno importante della vittoria del campionato. Calcio sardo dimostra di essere assolutamente in salute e siamo felici anche a nome del Presidente Abete, che oggi io rappresento, di essere qui a onorare questa regione che effettivamente è un riferimento per tutta l'Italia. E poi le benemerenze regionali, un premio fortemente sentito, riservato delle persone che hanno lasciato un segno e continueranno a farlo. Una figura veramente importante che ha tracciato e ha lasciato dei valori molto importanti. E poi vorrei ricordare il grande Tonino Ru, benemerito più volte. Le parole di Gianni Cadoni, che per l'occasione ha ricordato le figure di Angela Bruna Mereu e Tonino Orru. La commozione in sala era palpabile. Sono stati premiati gli arbitri sardi promossi sul campo. Il premio Fair Play è andato a Riccardo Noci del 7° 1967. Durante la serata animata da Cosuo Zara, riconoscimenti per le società dei campionati, il progetto Valorizzazione Giovani Calciatori, il calcio paralimpico sperimentale, il calcio femminile, tutto il movimento del calcio giovanile. Premio Unione Sarda assegnati tramite votazione degli allenatori al miglior calciatore e al miglior marcatore dei campionati di eccellenza e promozione.